Primo libro di Samuele, capitolo 23, 13 e 14. Ci alziamo in piedi per leggere la parola del Signore. Allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, partirono, uscirono da Keila e andarono qua e là a caso. E Saulo, informato che Davide era fuggito da Keila, rinunziò alla sua spedizione. Davide rimase nel deserto, in luoghi sicuri. Se ne stette nella regione montuosa del deserto di Zif. Saul lo cercava continuamente, ma Dio non glielo diede nelle mani. Fino a qui, accomodatevi. Ancora in questo passo, in questo brano, in questa storia, il deserto è sicuramente luogo di prova, come lo è, stiamo vedendo un po' dappertutto nelle scritture. Questo tempo della vita di Davide è un tempo davvero tribolato, perché il suocero di Davide, Saul, conosciamo la storia, ormai è apertamente contro Davide, è venuto a sapere dell'unzione di Samuele, della profezia, della promessa del Signore che Davide sarebbe stato re di Israele e quindi chiaramente non vuole. E Davide ha un problema grave in questo periodo della sua vita. Ha un suocero che è il sovrano della nazione in cui lui vive, che è a capo dell'esercito, che lo vuole uccidere, che vuole la sua vita. Direi che è un grave problema, non qualcosa di secondario. E quando diciamo che il re voleva uccidere Davide, stiamo parlando dell'uomo che aveva a disposizione le spie, le autorità, i soldati, aveva a disposizione occhi e orecchie ovunque. E se voi leggete questi capitoli, confermano che Saulo aveva occhi e orecchie dappertutto e che molti, pur non avendo mai avuto contatto con re, sapendo che dava la caccia a Davide, per ringraziarsi il re, facilmente facevano la spia. Quindi Davide ha un grave problema, forse è la prova più grande della sua vita, è un giovane Davide, è ancora tutto sommato senza molta esperienza, ha alle spalle delle vittorie in battaglia, ma sicuramente non è un uomo di corte, non è un politico che si destreggia tra i trabocchetti di altri politici, è un giovane che si trova fuggiasco proprio da, tra l'altro, suo suocero. E mentre scappa si trova a dover uscire da Keila, da questa località, perché il Signore gli fa sapere che Saul sicuramente l'avrebbe raggiunto e gli abitanti di Keila sicuramente l'avrebbero tradito per darlo nelle mani di Saul. E quindi lui scappa perché è nella prova e cerca un luogo di rifugio. E mentre va avanti è un Davide in questo momento anche confuso, la sua gente è confusa. È scritto che escono da Keila per trovare un rifugio e non sono un manipolo di uomini ben determinato che va in una direzione chiara. È scritto che vagavano qua e là, cercavano un posto dove stare, timorosi della prova che avevano alle spalle di questo re che li stava inseguendo. Davanti a loro non sapevano dove andare, non avevano un luogo sicuro. E mentre avanzano e avanzano, si trovano davanti il deserto e non sapendo dove andare, si rifugiano nel deserto, che abbiamo detto è il luogo di prova. Spiritualmente per noi, la situazione di Davide è la situazione di chi si trova nella prova e la sua vita, invece di acquietarsi in qualche modo, precipita e
cade proprio in un'altra prova, dalla fuga al deserto, con ancora l'inseguitore alle spalle, una prova dopo l'altra. Asaf visse un momento di crisi che testimonia nel suo salmo, quando dice: il giusto è provato, il giusto non trova risposta dal Signore mentre l'empio prospera. E chissà che anche lui non sia sprofondato in questo suo pessimismo proprio perché, sperando di uscire dalla prima prova, invece si trova incappato in una seconda prova, senza che la prima sia ancora finita. Prova su prova, difficoltà su difficoltà, ostacolo su ostacolo. Questo è il momento di Davide, forse è il momento che qualcuno sta vivendo, un momento in cui vorrebbe prendere fiato da un momento difficile e mentre avanza, dicendo non mi devo fermare, incontra il deserto. Davide si rifugia nel deserto e mentre va nel deserto scopre che nonostante il deserto la mano del Signore continuava ad essere su di lui. Aveva sperimentato vivamente questa realtà già a Keila, perché Davide continuamente si rivolgeva al Signore e il Signore gli rispondeva. È scritto che Davide chiese al Signore: Signore, devo andar via, devo rimanere? E il Signore gli risponde. E Davide gli chiede maggior conferma e il Signore gli risponde. Il Signore era con Davide nella prova. E mentre Davide entra nel deserto, quindi in una maggior prova, il Signore è ancora con lui. Questa è la nostra fiducia. Noi non siamo in pace perché usciamo dalle prove. Noi siamo in pace perché il Signore è con noi nelle prove. Salmo 23: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché ne uscirò? No, perché tu sei con me. Alleluia. E così un Davide che non sapeva dove andare, un Davide che non aveva attorno persone che potevano incoraggiarlo, un Davide che aveva alle spalle il suo peggior nemico, un Davide che aveva davanti la prova del deserto, tuttavia continuava a essere un Davide sicuro nel Signore. Quando ci fidiamo del Signore, quando confidiamo nel Signore, il Signore ci meraviglia. Questo è quello che riusciamo ad apprendere da questa storia, perché è scritto che fu proprio il deserto il luogo che salvò Davide. La prova salvò Davide dalla prova. Sicuramente non era il luogo che avrebbe scelto. Lo stiamo dicendo un po' per tutti i personaggi nel deserto. E se voi leggete prima e anche dopo, questo deserto, il deserto della Palestina, è un deserto di foreste, sicuramente non rigogliose, ma di piante aspre, dure, di foreste, di monti, di spelonche, tutti luoghi desertici che Davide si trova ad abitare in questi capitoli. Quindi è un Davide che non va nel deserto e trova l'oasi, e lì si stanzia, si riposa, monta la sua tenda e aspetta che vada via il pericolo. È un Davide che nel deserto è un girovago e una volta si nasconde nella foresta, viene tradito, esce fuori, sale sul monte, si nasconde in una caverna, sempre di un deserto, al punto che in quella caverna, dove lui e i suoi si erano rifugiati per nascondersi al buio, dove nessuno poteva trovarli, tra le tante caverne desertiche di quella zona, quale caverna sceglie Saul per un momento suo di intimità? Proprio quella. E il Signore a pochi metri glielo dà nelle mani, lo dà nelle mani di Davide.
Davide lo risparmia, conosciamo la storia. Proprio in quel deserto, proprio in quella caverna, proprio lì il Signore dimostrò che quel momento di vita duro per Davide, perché non fu facile stare in quel deserto, provò come un primitivo Robin Hood a nascondersi nella foresta, ma gli abitanti di Zif lo tradirono e scappò in un altro deserto e poi in quella spelonca. Non fu facile vivere per Davide in quel deserto, ma quel deserto fu la sua salvezza. E il Signore glielo dimostrò alla fine, quando alla fine poi lo tirò fuori dal deserto, lasciando Saul a pochi metri da lui, a dimostrargli: la tua vita, Davide, è nelle mie mani. Tu sei al sicuro, anche nel deserto, perché confidi in me. Ma la considerazione che voglio fare in particolare di questo brano è che è la prova del deserto a salvare Davide. Dicevo prima che apparentemente sembrava un precipitare in guai. Non bastava Saul, adesso pure il deserto. E chi esce da questo deserto? Forse perderò i miei uomini, forse vivremo di stenti, forse non avremo a sufficienza acqua o cibo e non possiamo uscire fuori, perché siamo braccati dall'esercito di Saul. Il pensiero di essersi andato a cacciare in un guaio peggiore, da cui non sarebbe uscito. In realtà quella prova è la sua salvezza. Quante volte consideriamo, anche leggendo il Nuovo Testamento, che Dio conosce la nostra vita, ha un piano per noi e sa dove ci sta conducendo. Ma nello stesso tempo quante volte recriminiamo davanti al Signore perché assolutamente rifiutiamo la prova che stiamo attraversando. Non tutte le prove hanno questa chiave di lettura di questa sera, ma alcune sì. A volte viviamo una stagione della nostra vita che è faticosa, è provante, ma è l'unico modo per essere salvati e Dio lo sa. Perché quella prova ci distrae da noi stessi, ci forgia, ma soprattutto quella prova ci fa vedere che spogliati di tutte le nostre risorse, rimanendo per noi solo il Signore, Egli continua a essere pienamente e gloriosamente sufficiente alla nostra salvezza. Dio vuole farci vedere questo. Dio vuole farci vedere che chi confida in Lui e solo in Lui è salvato, è protetto. Saul lo cercava continuamente, ma Dio non glielo diede nelle mani. È scritto di Israele profeticamente che il Signore proteggerà il suo popolo negli ultimi tempi, facendolo rifugiare nel deserto, e Satana non lo raggiungerà. Il deserto non è mai un luogo facile, ma a volte ci salva. A volte ci salva. Noi abbiamo casi come per esempio Dema, che gustò forse un luogo che non era affatto desertico, ma proponeva un riposo desiderato, abbondanza, una serenità materiale. E Paolo attesta che, avendo amato il presente secolo, aveva abbandonato la via del Signore. E chissà che a volte il Signore non ci faccia condurre la strada della prova del deserto, perché lì è la nostra salvezza. Dio ci conosce. Dio ci conosce. Dio sa quanto deve tendere la corda
perché noi possiamo essere sensibili alla sua voce. Dio sa quanto siamo così deboli e inclini ad assecondare le nostre passioni, che se ci lasciasse a noi stessi, alle nostre soddisfazioni, noi ci ammolliremmo così tanto alla fine da perderci. Se Davide fosse rimasto a Keila, una località dove forse poteva rimanere al sicuro, una località protetta, fortificata, aveva cibo, aveva risorse idriche, aveva i baluardi delle mura a proteggerlo, Davide avrebbe potuto dire: me ne rimango nella città fortificata. Lì il Signore gli attestò che invece sarebbe stato catturato da Saul, ma nel deserto no. Nel deserto, nella prova, Davide fu costretto a spostarsi continuamente, a non confidare mai sulle sue forze, a non confidare mai sugli altri, nemmeno alle persone che gli erano apparse amiche, perché gli abitanti di Zif è scritto che tradirono Davide e fecero un'ambasciata a Saul per dire: è qui. Davide fu costretto in qualche modo a vedere che nella sua vita lui si doveva appoggiare soltanto sul Signore. Ma chi realizza questo non è il disperato che non ha più niente e si aggrappa all'ultima spiaggia che ha. Chi realizza questo è un uomo beato e benedetto, è una donna beata e benedetta, perché chi realizza che bisogna confidare solo nel Signore ha trovato tutto, ha trovato tutto. È un inganno per noi. E quante volte lo diciamo riguardo alla Chiesa occidentale, rispetto alle chiese dei paesi che sono poveri o sono perseguitati. È un inganno per noi sapere che, bene o male, se non ci aiuta il Signore, in qualche modo noi ce la caviamo, tiriamo a campare, andiamo avanti un giorno in più. È un inganno. Benedetto è colui che confida nel Signore, perché il Signore sa come salvare la nostra anima, sa come salvare la nostra vita, sa come mettere a nudo le nostre debolezze e sa come allontanare i nostri nemici, e se deve farlo ci conduce nella prova del deserto. Dio non glielo diede nelle mani, perché chi confida nel Signore è un uomo e una donna che non badano più se vivono sulla riva del mare o nel deserto, ma badano solo a una cosa: se vivono avendo il Signore al loro canto. E Davide verificava solo questo nella sua vita: sei con me, Signore? Sei con me, Signore? E quasi riecheggiano le parole del suo salmo di pentimento, quando grida al Signore dicendo: non togliermi la gioia della tua salvezza. Il cruccio, il peso, la preoccupazione di Davide era di sapere se il Signore era ancora con lui. E quando il Signore gli propose la scelta fra 3 giudizi, lui scelse il giudizio del Signore, non di quello degli uomini. Ma notiamo questo, che scegliendo il giudizio del Signore lui poteva ancora vedere il Signore. E continuando a vedere il Signore, il suo cuore rimaneva al sicuro, pur accettando la disciplina, pur accettando il giudizio di Dio. Ma lui sapeva che Dio è un Dio misericordioso e che la sua salvezza era garantita soltanto se il Signore era con lui. E Dio a volte ci prova per farci uscire dalla prima prova, e gli permette la seconda prova, perché gli occhi nostri si concentrino bene sul fissare Cristo e solo Lui, senza distrazioni, e allora saremo salvi. Se c'è qualcuno che è provato, se c'è qualcuno che ha smesso di confidare nel Signore, consideri la propria vita senza disprezzare nulla, né il bene né il male che il Signore permette nella nostra vita, ma considerando piuttosto che ovunque ci troviamo, se il Signore è con noi saremo salvi.